Allora, stasera parliamo di questo romanzo, Il canto della salamandra, ne parliamo con Raimondo Roux, che è vicino a me, e all'interno del racconto si mescolano storie si mescolano in senso costruttivo, serio, insomma, storie di vari oggetti, di genere diverso, insomma, di varie avventure, storia, pure un po' di fantasy, thriller addirittura, no? Forse converrebbe raccontare un po' la trama, un po' come dire, l'incastro, no? La storia, non proprio la trama perché abbiamo tempo, però, lo compra, però come si articola, perché ne vale la pena, se no parliamo e credo che non capiscono poco, insomma. Ok? Innanzitutto l'idea è nata e sviluppata e cresciuta in un'ora, 2 ore al massimo, un pomeriggio che dovevo fare altre cose. Invece di lavorare mi sono messa a fare questa cosa. È rimasta nella mia testa una giornata, me lo ricordo benissimo anche se sono passati 10 anni, perché poi ho chiamato la persona a cui ho dedicato il libro. Quando gli ho detto che volevo fare questa cosa, lui mi ha risposto: tu, come per dire, che c'entri, che cosa stai facendo? Comunque, quando gli ho spiegato l'idea, lui mi ha detto: vai avanti, scrivi le prime 100-150 pagine e fammele leggere. Che cosa è l'idea? L'idea è questa: scrivere un diario e ambientarlo fedelmente in un periodo storico ben preciso, che è stato prima della rivoluzione francese, la rivoluzione del 1789, perché i francesi ne hanno fatta più di una, no? Quindi, vabbè, quella famosa. E a questo punto inserire dentro questa storia ricca, particolareggiata, a volte anche un po' noiosa, un po' ripetitiva, un po' come dire, fantasiosa, perché ovviamente c'è molta fantasia, però rispettare alcuni punti fermi, fissi, di che cosa è stata la Francia in quel periodo, perché tutti quanti noi abbiamo studiato la rivoluzione, ma quello che è successo prima della rivoluzione lo sappiamo pochi, non lo sa quasi nessuno. Lì ci sono degli episodi veri, vissuti, e in questa trama ci è entrato prepotentemente quest'altra storia, ambientata in un periodo alle fine del secolo scorso. E questa storia, che non ha niente a che vedere con la storia del diario, sembra quasi che chi scriveva il diario avesse potuto immaginare che un domani qualcuno l'avrebbe letto e viceversa, cioè chi ha scoperto il diario sapeva di scoprirlo, anche se non è possibile, sapeva di scoprirlo, e queste due storie completamente separate ruotano fra di loro, si respingono, si attraggono contemporaneamente. Il divertimento per me è stato questo, intrecciare queste due cose completamente distinte, separate, che non avevano niente in comune, e trovare quelli che potevano essere i punti d'appoggio per potersi appunto intersecare l'una sull'altra. Benissimo. È giunta al castello la baronessa Ignazia Aurora Nicolina Mirtilla de Blois, moglie di un carissimo amico di papà, gran maestro di non so quale ordine della massoneria, insomma, un fratello di loggia. L'uomo, piuttosto anziano, ha espresso il suo desiderio che la giovane donna, di cui è gelosissimo, debba trascorresse un periodo di riposo al Neufville. Il barone ha adotto come necessità del soggiorno a castello un lungo viaggio di lavoro, e per non lasciare per troppo tempo la moglie sola ha chiesto ospitalità a mio padre, il quale ha consentito con estremo riguardo. Alcune sere dopo, nel buio della sera, altro che riposo, avvolta in un elegante mantello di seta rossa, con in testa un'elegante parrucca, bussa alla mia porta e, senza attendere risposta: «Posso accomodarmi, mio prode cavaliere?» A quella semplice vista ero già eccitato, inequivocabile la proposta, con voce arrochita dal desiderio: «Sono pronto a soddisfare qualsiasi suo desiderio, mia signora». Chiusa la porta, cade il drappo e la signora resta con la sola parrucca. Un velo da riccioli biondi le arricchisce il ventre, un seno prosperoso le valorizza il busto, giunonica, seducente, provocante. Immobile si lascia ammirare. Poi, con un gesto elegante,
toglie la parrucca e scuote la testa per liberare una fulva chioma di riccioli ribelli. Si avvicina, due intensi occhi cerulei, e catturano subito il mio sguardo, e nel momento in cui dischiude le labbra carnose rompo ogni indugio. Prima di allora, durante la cena di presentazione, mi aveva rivolto solo un breve sguardo, molto fugace. Questo primo incontro è stata una rivelazione. La raccontiamo tutta la storia con la baronessa, la raccontiamo tutta e che ne vale la pena. L'estate trascorrerà in compagnia di questa dama provocante. Travolti da un'insaziabile brama ad ogni occasione, favorisce un approccio occasionale. Non ci siamo risparmiati, anzi, tutt'altro.